È mercoledì 8 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Lorena Dolci. Allora, come sempre, cominciamo la nostra mattinata con la cronaca e andiamo a Militello in Val di Catania. Garantire servizi adeguati. Il capo dello Stato Mattarella ieri è stato in visita per l'appunto e anche lancia il manifesto dell'Italia minore. Scuola e salute sono le priorità che sono state indicate dal capo dello Stato. Emozionante veramente, vedere il capo dello Stato in un discorso dal vivo. È stato un po' un ritorno alle cose belle. Emozione, ma anche lunghi applausi hanno accolto il discorso fuori programma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Militello Val di Catania. In realtà non era previsto che intervenissi. Non riesco a resistere al desiderio di rivolgere un saluto a tutti. La visita del Capo dello Stato è iniziata nel pomeriggio con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento degli Eroi della Resistenza, poi con l'inaugurazione e la visita del plesso scolastico Pietro Carrera, recentemente ristrutturato. Ad attenderlo il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, che durante i saluti istituzionali ha ricordato le eccellenze del territorio, ma anche i problemi delle comunità di periferia, dove è forte la necessità di difendere servizi e diritti a partire dallo studio fino alla salute. Il diritto alla salute. Abbiamo i nostri ospedali, Presidente del territorio. La sanità non la si può fare soltanto nelle città metropolitane. Presenti anche il ministro Musumeci, nato proprio a Militello, il governatore Schifani, il sindaco della città metropolitana Trantino e il presidente dell'ARS Galvagno. Ci auguriamo che momenti come questi anche possano avvenire in altre parti della Sicilia, perché certamente i centri non possono subire ancora una volta quella che è un indice di spopolamento che è sempre più alto, specie nei comuni più piccoli della provincia di Catania. Una giornata di festa e di emozione per i tanti cittadini che non dimenticheranno mai questa visita inaspettata del Capo dello Stato. E allora Lorena, andiamo subito ai quotidiani, immagino che un po' tutti stamattina parlino di questa visita. Sì, senz'altro lo trattano tutti e poi abbiamo visto quanto è stato spontaneo questo fuori programma del Presidente che ha detto non ho resistito e volevo dare un saluto. Ma a che cosa voleva dire dunque ai cittadini che lo applaudivano? Ecco il suo messaggio, lo vediamo qui, stiamo guardando il pezzo di Mario Barresi sulla Sicilia. Sergio Mattarella rilancia un messaggio forte e chiaro. È indispensabile garantire in tutto il nostro Paese servizi e collegamenti adeguati e condizioni di pienezza e di cittadinanza per tutti i cittadini. E questo ovviamente c'è stato un fragoroso applauso. Poi il breve tragitto dalla scuola al palazzetto, anche qui un nuovo bagno d'affetto per il Presidente. Mi aspetto che porti pace e serenità per noi e come il Papa, ha detto una signora, una delle tante che ha intervistato anche la nostra Emanuela Corsi. E poi la Sicilia sente anche gli alunni dell'Istituto Carrera, questi piccoli cittadini che hanno vissuto questa giornata di festa in maniera composta, ordinata e sobria dopo una lunga attesa. Alunni e docenti, fra l'altro questa era la scuola frequentata da Pippo Baudo e che adesso è stata ristrutturata. E anche qui c'è un commento di questi ragazzini, dice sono cresciuto dagli anni della scuola dell'infanzia, commenta un ragazzino della scuola secondaria, aver ricevuto la visita del Presidente è stato un vero onore, l'istituto adesso ha un altro aspetto, ma in estate concluderò la mia esperienza e un po' mi dispiace. Adesso voltiamo pagina perché andiamo a Palermo, dove a distanza di poco tempo c'è un nuovo presunto caso di malasanità. Un uomo è morto dopo 17 giorni di ricovero in attesa di un intervento ortopedico, e intanto a Messina si allunga la lista delle morti sospette al papardo per un batterio killer. Sanità siciliana nella bufera per il susseguirsi di episodi di morti sospette negli ospedali dell'isola. I casi venuti alla luce nelle ultime ore riguardano Palermo e Messina. All'ospedale Villa Sofia di Palermo nella giornata di ieri è morto Giuseppe Barbaro, 76 anni, da 17 giorni in attesa di un intervento per una frattura scomposta alla spalla sinistra. I familiari hanno presentato un esposto, la procura ha aperto un'inchiesta, sequestrato la salma e disposto l'autopsia che si svolgerà venerdì all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Secondo
Secondo i congiunti della vittima, l'uomo sarebbe rimasto per 3 giorni al pronto soccorso, poi sarebbe stato trasferito in ortopedia, ma l'intervento non sarebbe mai stato programmato e nessuno si sarebbe preso cura delle condizioni generali del paziente che avrebbero portato alla morte. Per questo e per altri disservizi denunciati nei giorni scorsi, il presidente della regione ha convocato a Palazzo d'Orleans il direttore sanitario e quello amministrativo dell'azienda ospedaliera. Ma intanto si apprende di un altro esposto risalente a maggio e riguardante un decesso di oltre un anno fa, presentato invece a Messina per la morte di un paziente avvenuta dopo un intervento all'ospedale Papardo. Si tratta di Salvatore Nastasi, dirigente medico di patologia clinica dello stesso ospedale Papardo, ma in pensione. Dopo l'intervento per la sostituzione della valvola mitralica sarebbe sopraggiunta una infezione poi risultata fatale. Complessivamente gli esposti per decessi avvenuti dopo interventi nella cardiochirurgia del Papardo sarebbero ad oggi ben 8. E torniamo da Lorena Dolci perché questa vicenda questa mattina è un po', ho visto sulle prime pagine anche di Repubblica Palermo, credo che proprio da lì partiamo oppure no? Partiamo da Repubblica Palermo perché ci racconta i dettagli di queste ultime ore di agonia del signor Barbaro, in particolare dal 29 dicembre, quando una delle figlie si è accorta che la fronte del padre scottava. Solo allora i medici hanno accertato che aveva 39,5 di febbre. Gli hanno fatto una TAC ed è emersa la polmonite. Giuseppe Barbaro ha chiesto più volte aiuto, pur legato con una mano, e questo è contenuto anche nella denuncia della figlia, è riuscito a chiamare al telefono i familiari. Ho ricevuto la chiamata di mio padre, racconta la figlia Aurora. Diceva di essere dentro un magazzino legato mani e piedi. Pensavo fosse confuso per gli alti livelli di sodio nel sangue e non ho dato peso alle sue parole. Il giorno dopo però l'ho trovato davvero legato. Aveva le caviglie e il polso destro bloccato da faldoni in plastica come quelli utilizzati per assorbire le urine. Eppure nessuno ha pensato di trasportarlo in terapia intensiva, commenta ancora, dove poi Barbaro è morto il 6 gennaio nel reparto di ortopedia. Ancora cronaca e andiamo a Ragusa, nel Ragusano esattamente. Avevano rubato le partite di droga e poi sono stati sequestrati da una banda di spacciatori. C'è stata una raffica di arresti a Scicli, coinvolti numerosi minorenni per una vicenda anche di un sequestro di persona. Sentiamo il servizio. Si chiude il cerchio attorno alla vicenda della sparatoria tra 2 bande rivali a Scicli e del sequestro di un 19enne, trasferito poi a Siracusa a scopo di estorsione, avvenuta lo scorso 20 giugno. Ai primi 2 arresti immediati, all'irruzione nel covo e la liberazione dell'ostaggio da parte del gruppo di intervento speciale dei carabinieri, si sommano oggi 9 arresti, di cui 4 minorenni. Sono tutti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione e di detenzione e porto di armi da fuoco aggravati in concorso. Il motivo dello scontro sarebbe stato legato al mancato pagamento di una partita di droga. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Modica, il sequestro ha avuto inizio a Scicli, dove il gruppo avrebbe prelevato con la forza il 19enne. Gli indagati avrebbero poi trasferito la vittima a Siracusa, avanzando richieste estorsive. La gravità del reato e la pericolosità degli autori hanno reso necessario l'intervento di un'unità del GIS dei carabinieri, che ha portato al blitz di liberazione dell'ostaggio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e dalla Procura per i minorenni di Catania, coinvolgendo i reparti investigativi dei comandi provinciali di Ragusa e Siracusa e l'impiego di 3 unità cinofile. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stato sottoposto il carcere. Beh, sono tanti i minorenni coinvolti in questa vicenda. Sì, ci sono ben 4 minorenni, ma quello che fa impressione è la ferocia che hanno utilizzato verso le loro vittime. Carnefici, tra cui 4 minorenni, sono di Siracusa, pistole in pugno e minacce per incutere timore alle vittime, ma in questo servizio della Sicilia vediamo anche il film di questo agguato. Il comando, composto da 8 siracusani, è arrivato a Scicli per rintracciare coloro che si erano impossessati della droga, hanno bloccato per alcune ore e picchiato selvaggiamente con la minaccia delle armi 2 giovani sciclitani, di cui un minorenne, per poi rilasciarli. Subito dopo il comando avrebbe sequestrato il giovane da loro ricercato appunto per questo debito di droga, che sempre sotto minaccia armata sarebbe stato caricato con violenza a bordo di una delle loro auto e trasportato a Siracusa. Nel tentativo di difendere il giovane dai suoi aggressori, un cugino del sequestrato è stato colpito a una gamba da un colpo di arma da
da fuoco, quindi non hanno esitato a sparare. Non solo, ma anche l'ostaggio durante il tragitto è stato ferito alla spalla con un colpo di pistola perché aveva tentato di lanciarsi dall'autovettura in corsa. Quindi vedete la ferocia e la mancanza di scrupoli di questa banda, composta appunto, come diceva Angelo, anche da giovanissimi. Adesso siamo a Catania, ma era sorpresa per gli studenti di Librino e San Giorgio. Nel corso delle vacanze natalizie ignoti hanno preso di mira l'istituto Rita Triaplesso, nuova masseria, devastando finestre, arredi, climatizzatori e anche l'impianto elettrico. Non c'è tregua, ha commentato la dirigente scolastica Cetti Tumminia, da sempre in prima linea a denunciare i continui raid vandalici subiti dall'istituto di Viale Moncada. Le lezioni dovrebbero riprendere oggi, ma solo di mattina grazie ad un generatore di corrente. Chiuso invece il plesso Borsellino a San Giorgio, dove si attende la conclusione di alcuni lavori idraulici. Vacanze prolungate a questo punto per gli studenti e inevitabili disagi per le famiglie. E adesso mettetevi comodi, perché bisogna dare una sbirciatina al calendario di questo nuovo anno del 2025, che si può considerare l'anno dei ponti. Sono tante le festività a ridosso dei fine settimana e con appena, pensate, 6 giorni di ferie sarà possibile farne ben 32 di vacanza. Il 2025 possiamo definirlo proprio l'anno dei ponti. Serviranno soltanto 6 giorni di ferie per ottenerne 32 di vacanza. È una cosa bellissima, insomma, poter approfittare del tempo libero con tutti questi ponti. Una buona, convergenza. Cosa pensa di fare? Ma di sicuro passare più tempo con la mia famiglia. Almeno ci ho più occasioni per riposarsi. Sarà aprile il mese che regalerà la pausa più lunga. Tra Pasqua e la festa della Liberazione, prendendo 3 giorni di ferie, si resterà a casa, o forse è meglio dire in vacanza, per ben 10 giorni. È l'occasione per fare una vacanza con la mia compagna e di vedere dei posti sicuramente interessanti. No, io non faccio spesso molte vacanze, però mi piace, sono un tipo a cui piace studiare con calma e quindi avendo più ponti posso studiare con più calma. Ponti allungati quindi, come quelli del 1° maggio, del 2 giugno, dell'Immacolata. Per le prossime festività natalizie basterà prendere 2 giorni di ferie, 24 e 27 dicembre, per 5 giorni di relax. E quindi benvenuto anno dei ponti e forse anche del ponte, quello che però non troveremo sul calendario, ma sullo stretto di Messina. Fortuna. Tanti anni come il 2025 a seguire, speriamo. E adesso riprendiamo invece la lettura dei quotidiani con Lorena Dolci. Eccoci Angela, dando un'occhiata adesso ai quotidiani locali, ma hai visto che è diligente quello studente che vuole utilizzare i ponti per studiare, molto diligente. Sarà così? Allora, partiamo dal quotidiano di Catania, La Sicilia, che dedica la fotonotizia centrale alla visita del presidente a Militello in Val di Catania. Il bel paese, il titolo. A Militello Mattarella lancia il manifesto dell'Italia minore, garantire i servizi e collegamenti adeguati alle aree interne. Ma poi naturalmente c'è la notizia dell'uomo morto in ospedale dopo un'attesa di 17 giorni per essere operato. Ed è proprio su questa notizia che voglio fare un approfondimento con Repubblica Palermo. Nuovo caso a Villa Sofia, muore di polmonite il paziente ricoverato per un'operazione alla spalla, si era fratturato l'omero. L'ira di Schifani che convoca a Palazzo d'Orleano i dirigenti dell'ospedale, troverò i responsabili. E infatti andiamo a vedere appunto l'ira di Schifani. Non posso restare immobile, ha detto ai suoi, siamo ancora su Repubblica, ha convocato subito i direttori sanitario e amministrativo dell'ospedale, poi potrebbe essere il turno del direttore generale. Insomma, Schifani vuole vederci chiaro intervenendo personalmente su questa vicenda che è il nuovo caso di mala sanità. Anche questa volta qualcosa non ha funzionato e la morte di Giuseppe Barbaro, un uomo di 76 anni giunto a Villa Sofia con un problema alla spalla, è rimasto per 3 giorni su una barella e per 17 in attesa dell'intervento, allunga nuove ombre sull'organizzazione della sanità siciliana.
Ma la Gazzetta del Sud, sempre in tema di mala sanità, si aggancia ad un altro filone, quello delle morti sospette al Papardo. C'è un'inchiesta in corso a Messina sul reparto di cardiochirurgia, i periti sono alla ricerca del batterio killer, sono ancora chiuse le sale operatorie e appunto c'è un'altra morte sospetta. Ieri è stato effettuato un nuovo prelievo dei campioni nelle sale operatorie di cardiochirurgia sotto sequestro da quasi 2 mesi nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulle morti sospette. E c'è stato però appunto i familiari di un medico settantenne deceduto un anno fa, anzi 2 anni fa, che hanno presentato un altro esposto alla Procura di Messina e quindi si allunga questo filone. Torniamo invece alla visita di Mattarella a Militello in Val di Catania, la lezione di Mattarella nella Sicilia spopolata, l'emozione degli abitanti per il taglio del nastro dell'Istituto Carrera. Qui siamo penalizzati. Una visita che arriva all'indomani dei 45 anni dell'uccisione del presidente della regione Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato, e della svolta nelle indagini impressa dalla Procura di Palermo che indaga i boss Madonia e Lucchese come esecutori del delitto. Su questo il capo dello Stato però non ha voluto dire neanche una parola. E proprio su questo Repubblica Palermo insiste. Mattarella, il killer, ritornò sul luogo del delitto, in procura il cronista dello scoop dimenticato. Questa è la foto dell'epoca, l'auto del presidente Piersanti Mattarella in via Libertà il giorno del delitto, che era il 6 gennaio del 1980, attorno investigatori e tanti curiosi. I PM convocano il giornalista Daniele Bilitterri, che 2 giorni dopo l'omicidio raccontò di una telefonata anonima in questura. Ecco cosa scriveva Billitteri: lo sconosciuto informatore avrebbe descritto i movimenti degli assassini subito dopo l'omicidio. Insomma, ancora un altro mistero da chiarire. E torniamo sulla Sicilia con una notizia che io vorrei etichettare come una buona notizia, perché c'è questo giovane tossicodipendente che si è autodenunciato raccontando di voler essere aiutato e di aver rubato il giorno prima un'auto dal parcheggio di un supermercato. Faccio uso di crack, ha detto il commissariato di Librino, voglio essere arrestato. È un catanese, un giovane catanese di 21 anni, esausto della sua dipendenza dal crack, che si è presentato nei locali del commissariato per adempiere alle prescrizioni della misura dell'obbligo di presentazione a cui era sottoposto per altri reati e ha chiesto aiuto ai poliziotti spiegando la sua condizione di dipendenza dalla sostanza stupefacente. L'uomo ha raccontato agli agenti di non riuscire a fare meno del crack e per questo in lacrime ha chiesto loro di arrestarlo in modo da potersi disintossicare e uscire dal tunnel della dipendenza. Pensate, un ragazzo di appena 21 anni. E poi andiamo alla cronaca di Catania con questi raid vandalici in 2 scuole, la Rita Atria di Viale Moncada, che è stata devastata a Capodanno, ma le scuole riaprono adesso e restano i disagi per gli alunni. L'impianto elettrico è da rifare, non c'è tregua, commenta la dirigente. Oggi resta chiuso anche un plesso della San Giorgio. E vi faccio vedere poi altri dettagli sulla strage di Altavilla di cui ci siamo occupati a lungo. Nell'avviso di chiusura delle indagini il racconto delle sevizie alle 3 vittime con attrezzi da camino, pentole e un phon. Parliamo di quel rito esorcistico con cui sono morti Antonella e i suoi figli, ma preferisco non entrare nei dettagli che abbiamo tra l'altro già detto varie volte, che sono veramente terribili. Non pagò un carico di hashish, è sequestrato e liberato dal GIS, e questa è la notizia di cui ci siamo occupati anche nel nostro telegiornale con il giovane di Scicli preso in ostaggio da un gruppo di criminali. Il Giornale di Sicilia invece dedica l'apertura alla politica economia.
mutui, aiuti doppi alle imprese, saranno riaperti i termini del bando, ma restano comunque valide le richieste già pervenute. Sifani dice innalzata una percentuale irrisoria, ma la fotonotizia centrale è dedicata invece alla vincita del terzo premio della lotteria con un tagliando venduto in un bar di Palermo, dove un fortunato vincitore ha portato a casa 2 milioni di euro. E vediamo adesso invece, sempre approfondendo il tema della Sicilia, aiuti alle imprese, bis della Regione, i 45 milioni disponibili sono sufficienti a finanziare un numero maggiore di richieste e anche ad erogare un sostegno economico di importo superiore. Ci fermiamo qui oppure abbiamo un'altra pagina? Sì. No, c'era solo questo approfondimento sul fortunato vincitore. Il bar dice speriamo che chi ha vinto faccia un parco giochi nel quartiere. Potrebbe essere una bella proposta, una bella iniziativa. Noi adesso andiamo a vedere la situazione traffico, perché ci colleghiamo con la polizia stradale, siamo a Siracusa e do il buongiorno al commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Come vedo oggi siamo in esterna, ci troviamo sull'autostrada Siracusa-Catania. Come si può notare dalle mie spalle il traffico è regolare, il cielo, anche le condizioni climatiche sono buone. Le stesse condizioni le troviamo nelle varie arterie stradali della Sicilia orientale, ad eccezione, come al solito segnaliamo sull'autostrada Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Aciriale, la possibilità di code, dovuto appunto a dei cantieri, così come anche dalla tangenziale di Catania delle code nei pressi di San Gregorio per il traffico intenso. Sull'autostrada invece Catania-Palermo anche per oggi persiste ancora la chiusura dello svincolo di Ene in direzione di Palermo, e sempre in territorio ennese vediamo che nella strada statale Valdittaino è chiusa al transito verso circa nei pressi del chilometro 43, in quanto ci sono dei lavori in corso, quindi si consiglia di utilizzare lo svincolo di aggira dell'autostrada per poi rientrare da quello di Catenanova per riprendere in direzione di Enna. Per il resto non abbiamo nessuna altra criticità da segnalare. Diamo il solito consiglio giornaliero a chi ci ascolta. Dal 14 dicembre sono entrate in vigore delle nuove norme, è stato modificato alcuni articoli del codice della strada, in particolare è stato anche un interessamento ha riguardato l'uso del cellulare alla guida, che prevede ormai una sanzione di 250 euro, nonché la sospensione della patente già alla prima violazione. Pertanto invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare il cellulare, in quanto rappresenta una fonte di distrazione e quindi causa principale del verificarsi di incidente stradale. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto. Vi auguriamo una buona giornata e un buon viaggio. Grazie al commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida, che abbiamo sentito da Siracusa, proprio sull'autostrada, la Catania-Siracusa. Adesso vediamo la situazione traffico in città proprio a Catania. Intanto siamo sul Tondo Gioieni, questa è la situazione. Sapete, oggi si ritorna di nuovo a scuola e quindi il traffico sicuramente più sostenuto rispetto agli altri giorni. Dal Tondo Gioieni andiamo a vedere qual è la situazione in via Vincenzo Giuffrida. Sembra abbastanza comunque regolare la situazione della viabilità, con il rispetto anche dei semafori, come possiamo vedere da queste nostre immagini in diretta. Ci fermiamo e ci ritroviamo subito dopo per proseguire la lettura dei quotidiani. Stavolta andremo a vedere i quotidiani nazionali, con notizie non solo dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia dell'8 gennaio 2025 e adesso siamo alla rassegna stampa con i fatti che arrivano dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Vediamo intanto le prime pagine dei quotidiani, poi anche qualche approfondimento. Cominciamo dal Corriere della Sera. In primo piano possiamo leggere: Trump minaccia uso la forza, Musk e l'Italia, cautela da Palazzo Chigi, la mossa di Meta, stop alla verifica
Repubblica sui fatti. Poi ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, vedete la cronaca ancora, le notizie che arrivano dall'estero. Le Pen, una vita all'estrema destra, la Francia aveva 96 anni, chiedo scusa, è morto Jean-Marie Le Pen, storico leader dell'estrema destra francese, come già sottolineato, aveva 96 anni, da 10 aveva rotto con la figlia Marine. Poi altre notizie che arrivano ancora dalla prima pagina del Corriere sono adesso i dati Istat che andiamo a leggere. Disoccupazione mai così bassa, frena l'inflazione, creati 328.000 posti di lavoro. Poi la fotonotizia del giorno, la stiamo vedendo per l'appunto, eccola qui, il caso definì il parroco ucciso dal clan camorrista, Editore è stato condannato, ancora quella bugia su Don Diana cancellata dopo 21 anni. Allora possiamo leggere ancora: la famiglia di Don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe, assassinato nella sua chiesa il 19 marzo del 94, dopo 21 anni ha ottenuto giustizia. Soffermatevi su queste due parole, 21 anni, pronunciatele ad alta voce perché no, non basta leggere tra sé e sé. Queste dunque è la notizia che ritroviamo sul Corriere. Ancora un fatto di cronaca che ha a vedere marginalmente con il calcio, direi io, perché il rito dei saluti romani è una stagione non chiusa. La commemorazione di, chiedo scusa, allora non era questa la notizia che avevo letto prima, la commemorazione di H. Larenzia, i giovani stanno in riga e sono in nero, qualcuno ha il passamontagna calato, il rito di H. Larenzia tra i saluti romani e l'urlo ripetuto per 3 volte presente. Questo dunque è quello che si legge sul Corriere. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, che torna, vedete, il tema conduttore stamattina, almeno tra Repubblica e il Corriere, è lo stesso. Stati Uniti, leggiamo insieme quelle che sono le minacce di Trump, il presidente eletto, pronti anche all'uso della forza per prendere Panama e Groenlandia. Poi avverte anche Hamas: ostaggi liberi o l'inferno, gli alleati NATO chiede il 5% del PIL per le armi. Musk rilancia con Salvini sul progetto Starlink, sarà fantastico. Questo è quello che leggiamo. Poi ancora, vedete, sempre dalla prima pagina, morto Le Pen, il fondatore dell'ultradestra francese, leggiamo ancora dalla prima pagina del quotidiano La Repubblica. E si parla anche di occupazione, se l'occupazione che aumenta non è dei giovani. Dunque questa è una riflessione che c'è sulla prima della Repubblica. Una pendice di calcio stavolta la facciamo con Sergio Consensao e del segreto dell'intervallo. Che cosa è successo praticamente nelle 2 gare contro la Juve e contro l'Inter che hanno portato poi alla vittoria della Supercoppa. Altra prima pagina, stavolta vediamo La Stampa e ancora una volta c'è Trump in primo piano. Vedete i giochi pericolosi, pronti a usare l'esercito per prendere Groenlandia e Panama. Hamas liberi tutti o sarà l'inferno. Queste sono le parole del presidente eletto a 10 giorni dal suo insediamento. Il presidente eletto degli USA: le spese dei paesi europei per la NATO devono salire al 5%. Questa è l'indicazione che arriva da Donald Trump. Poi ancora Cecilia Sala fuori dall'isolamento, Teheran, adesso facciamo presto. L'Unione Europea indaga sui social di Musk, Starlink, l'allarme di Forza Italia. Queste sono le notizie che ritroviamo sulla prima questa mattina del quotidiano La Stampa. Adesso Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani, vedete, costrette al silenzio. Vediamo di approfondire di cosa stiamo parlando. Sono 88 le giornaliste attualmente in carcere nel mondo, 692 negli ultimi 5 anni. Teheran, l'arresto di Sala non è una ritorsione, confermato il no ai domiciliari di Abedini. Ieri sit-in a Roma, la rete delle professioniste su Cecilia, necessaria una mobilitazione dell'Unione Europea. Poi ancora, anche sulla prima pagina di Avvenire, Trump già spara a 360 gradi, Salvini copre le spalle a Musk.
e lasciamo anche Avvenire perché andiamo a leggere adesso un quotidiano di diciamo, carattere economico, vediamolo insieme, eccola qui. Zuckerberg insegue Musk nella partita del potere globale, quindi praticamente sono due uomini potentissimi e Trump esulta. Questo è la sintesi di quello che scrive stamattina il Sole 24 Ore. Poi ancora vedete le mire di Big Tech. Meta non userà più il suo programma di fact-checking sui social. Facebook e Instagram negli USA si allineano al modello di X. E ancora possiamo leggere la BCE: se Roma saprà usare bene i fondi del PNRR, spinta al PIL fino al 2031, e nell'Eurozona l'inflazione sale al 2,4% a dicembre, per l'Italia più 1% nel 2024. Sono notizie che riguardano i dati strettamente economici. Adesso, altra prima pagina, stavolta quella del Giornale. E parliamo di fisco, cartelle, aiuti a chi è in difficoltà, la rateizzazione sale a 10 anni, nuovo corso della riscossione. E poi ancora la vicenda di Elon Musk che conferma la trattativa, Starlink, l'Europa apre al patto con Musk. Per Bruxelles l'Italia ha il pieno potere di scelta, ma l'opposizione fa le barricate. E ancora, anche sulla prima pagina del Giornale, fondatore del Fronte Nazionale in Francia, Le Pen, l'ultimo diavolo nero della destra francese, così almeno scrive il Giornale. Vediamo adesso anche il Fatto Quotidiano, siamo sempre sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Stellantis si allea con Musk per inquinare senza multe, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. L'accordo con gli americani contro le possibili sanzioni dell'Unione Europea per sforamenti delle emissioni di CO2 per le vetture a benzina è già stato comunicato alla Commissione Europea. E poi parliamo ancora del ministro Nordio. Per il Fatto Quotidiano l'ultima catastrofe, la giustizia torna alla carta, la cyber app farlocca manda in tilt i tribunali, i giudici sono in rivolta, ammessi da gennaio solo atti telematici, ma il software non funziona e paralizza i processi, le toghe così disobbediscono. E poi ancora vediamo la prima pagina stavolta del Manifesto. Vedete, Trump va alla conquista del mondo, questa è l'apertura, il presidente eletto senza freni, Groenlandia, Panama, Golfo del Messico, Canada, e poi ancora il titolo con fotonotizia, follower, addio alla lotta alle fake news. John Elkann nel board di Meta, non vedo l'ora di lavorare con il presidente Zuckerberg, si allinea anche lui intanto a Trump. Le piattaforme digitali sono tutte a destra, Starlink in Italia per Salvini un'opportunità, per Musk è fantastico, l'opposizione si infuria. Queste dunque le notizie dal Manifesto. Adesso vediamo anche le altre notizie, le altre prime pagine, anzi prima delle prime pagine andiamo a vedere un approfondimento dalla Stampa di Torino. Andiamo a vedere cosa scrive per l'appunto il quotidiano torinese nelle sue pagine interne a proposito delle minacce di Trump. Eccola qui. Leggiamo: verso l'insediamento, allude ad annessioni dall'Artico ai Caraibi, agita l'arma dei dazi e dei cannoni. Il primo discorso da presidente è di fuoco, staggi liberi o scateno l'inferno. Queste sono state le parole di Donald Trump. Poi altre notizie che riprendiamo stavolta però dal Corriere della Sera, vediamo insieme, l'abbiamo vista in prima pagina. Don Peppe Diana ucciso dai clan e accusato di essere camorrista, editore condannato 21 anni dopo. Napoli dovrà risarcire 100.000 euro ma non ha avuto 12 milioni di fondi pubblici. Questa è la notizia che riprendiamo dal Corriere. Poi ancora invece andiamo a leggere ancora
dalle pagine interne, stavolta di Repubblica. A Calarenzia migliaia di braccia tese, ma l'unico identificato è un antifascista. Un ragazzo grida viva la resistenza durante la cerimonia in ricordo della strage di 47 anni fa. Questa è la notizia che viene riportata da Repubblica. Ancora un fatto da leggere dalle pagine interne dei quotidiani di questa mattina. Un fatto di cronaca avvenuto a Genova. 2 sorelle si gettano nel vuoto, il messaggio sui social: Dio aspettami. Una muore, l'altra è grave, il gesto legato al timore della più giovane di perdere l'affidamento dei 4 figli contesi con l'ex marito. Queste dunque le notizie dai quotidiani nazionali per questa mattina. Adesso ci fermiamo ancora una volta, vediamo quali sono le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi cominceremo con i primi ospiti della giornata. Restate con noi, Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di mercoledì tempo buono al centro-sud, mentre al nord si avvicina un nuovo fronte che porterà un peggioramento a partire dalle Alpi. Per quanto riguarda la Sicilia avremo della residua variabilità tra notte e mattina, soprattutto sui settori tirrenici, poi in giornata tempo pressoché asciutto con ampie schiarite, cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Ventilazione ancora a tratti sostenuta da nord-ovest, mentre per quanto riguarda le temperature queste saranno stazionarie, non farà particolarmente freddo, anzi durante il giorno le massime potranno anche avvicinarsi ai 20 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, prima parte ancora buona, caratterizzata da ampie schiarite, poi verso sera arriva un fronte atlantico, porterà qualche precipitazione a partire dai settori occidentali. Le temperature anche giovedì si mantengono stazionarie con massime comprese tra 15 e 20 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci insieme di nuovo a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto alla dottoressa Laura Cimino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Nutrizionista. Quale migliore occasione dopo questo lungo periodo di feste per cercare di capire quale deve essere l'atteggiamento adesso a tavola e non solo a tavola da parte di tutti noi, perché forse qualche licenza di troppo un po' ce la siamo presi. Ce la siamo presa infatti. E questo atteggiamento che dobbiamo tenere adesso, subito dopo le feste, qual è? Guardare la bilancia con sospetto, pesarci, essere aggressivi con le diete? Andiamoci piano piano, cerchiamo di scoprire. Intanto dobbiamo pesarci oppure no? Assolutamente sì. Allora, il punto di partenza è sempre la bilancia, anche se ognuno di noi sa quanto esagerato durante le abbuffate natalizie. Gennaio rappresenta sempre il momento di inizio per i buoni propositi e la dieta senz'altro è uno di questi. Io come endocrinologa che si occupa di alimentazione consiglio sempre di non fare subito una dieta drastica, ma ritornare gradualmente alla normalità, anche perché oggettivamente i chili che vediamo a gennaio non sono mai tutto grasso, c'è buona parte anche di ritenzione idrica, quindi iniziare con una dieta soft per ridurre piano piano le porzioni, affidarsi ovviamente ad un esperto per poi intraprendere un percorso di dieta. La fase iniziale è più da disintossicazione, chiamiamola così. E come si fa? Come si procede? Cioè, ci sono degli alimenti, dei cibi, dei piatti che si possono... Certamente. Allora bisogna innanzitutto
innanzitutto eliminare tutti i cibi processati, quindi insaccati, dolciumi, le bibite gassate, gli alcolici, evitare magari in una fase iniziale anche la carne rossa e prediligere la carne bianca e il pesce, che sono più digeribili, tutto per non sovraccaricare nuovamente il fegato e l'apparato digerente. E poi una cosa molto importante è idratarsi tanto, quindi bere un bel bicchiere di acqua durante la mattina a digiuno, con magari un po' di olio, di limone, e poi magari prediligere anche dei centrifugati di verdure, ad esempio. Ma tutto questo, chiedo scusa se la interrompo, per quanto tempo deve andare avanti? Cioè, allora, una settimana, 10 giorni di questo tipo di alimentazione? Già una settimana di alimentazione detossificante già può aiutare un po' a ripristinare la corretta digestione, e poi se i chili sono veramente tanti, affidarsi sicuramente a qualcuno che si occupa di questo lavoro ed evitare sempre il fai da te. E un'altra cosa molto importante è il movimento. Non scordiamoci che avere uno stile di vita più attivo, quindi basta semplicemente camminare 30-40 minuti al giorno o salire le scale a piedi piuttosto che prendere l'ascensore, lasciare magari la macchina un po' più lontano dal posto di lavoro, potrebbe già aiutare a quel minimo di movimento indispensabile per diciamo passare meglio, aiutare meglio il nostro corpo piano piano a ritornare alla normalità. Quali sono gli alimenti che diciamo durante le feste poi ci creano qualche problema in più rispetto agli altri? Beh, sicuramente tutti i cibi processati, dolciumi, panettoni, le bibite gassate, gli insaccati, perché il problema delle festività natalizie in fondo è l'eccessiva quantità di cibo in tutta la giornata, partendo dalla colazione, al pranzo, alla cena, poi il pomeriggio magari si fa una merenda un po' più abbondante del solito, quindi non è soltanto la qualità degli alimenti ma anche la quantità. E il fatto che le feste siano tutte concentrate in pochi giorni, questo non facilita, non ci aiuta. Non ci aiuta assolutamente. Infatti io dico sempre ai miei pazienti, quando rientrano dalle festività natalizie, se già restano con lo stesso peso di quanto li ho lasciati, per me già è un traguardo, è un buon risultato. Allora, questo ovviamente nell'immediato. Abbiamo detto, insomma, serve una settimana circa per detossificarsi. Esatto, un pochettino eliminare quelle scorie che abbiamo in corpo. Poi chiaramente bisogna prendere delle sane abitudini, sì, che chiaramente possono essere rappresentate dall'attività fisica, certamente si deve fare non solo in quella settimana, ma immagino quando è possibile sempre. E poi durante diciamo, l'anno come comportarsi, cosa bisogna fare, come ci si deve rapportare, no? Quando ci si mette a tavola. Assolutamente. Allora noi abbiamo la dieta mediterranea, che è un esempio di buona cucina. Il consiglio è sempre quello di assumere dai 3 ai 4 passi al giorno, quindi evitare anche di saltare passi. Spesso i pazienti pensano che saltando la colazione si dimagrisce o saltando il pranzo, in realtà si rallenta il metabolismo. Quindi bisogna sempre avere un 3-4 passi al giorno durante la giornata, dove prediligiamo le verdure, la frutta di stagione, gli zuccheri semplici, ed evitare magari concedersi ogni tanto il pasto libero, che gratifica anche l'aspetto psicologico. Prediligere i cereali, i legumi, la carne bianca, il pesce. Sono insomma tutti i principi della sana alimentazione che sono certa che tutti noi conosciamo. Sì, il problema è che si conoscono questi principi, però poi magari mettere in pratica. Sicuramente il consiglio è quello di evitare tutti i cibi processati, ecco, gli insaccati, le merendine. Quando lei parla di zuccheri semplici, cosa si intende? Perché magari a casa... Certo, abbiamo la frutta, sono degli zuccheri semplici, anche nelle verdure abbiamo degli zuccheri, non ci scordiamo che in tutte le verdure, nelle carote, nel pomodoro, mi rendo conto che spesso appunto il paziente non sa bene la composizione degli alimenti, e quindi magari a volte gli errori dipendono proprio da questo. Ed è uno dei motivi per cui magari affidarsi ad uno specialista che li segua in questo percorso e dia proprio un'educazione alimentare. Molte volte si pensa più che altro alle calorie che quel determinato prodotto, che ne so, un pacco di crackers
oppure un panino oppure una merenda contiene. In realtà non è soltanto il numero delle calorie che si ingeriscono, ma è la qualità. La qualità, esatto, la composizione dei macronutrienti, quindi che se quel cibo è molto ricco di grassi, se è molto ricco di carboidrati, se è molto ricco di proteine, quindi non solo l'aspetto calorico ma anche l'aspetto qualitativo, quindi prediligere comunque quegli alimenti che hanno una qualità piuttosto che pensare solo all'apporto calorico. Un giorno tipo, abbiamo detto bisogna fare almeno 4 pasti durante la giornata, ma se noi volessimo indicare un giorno tipo per l'alimentazione, quale potrebbe essere e con quali accortezze magari fare attenzione magari a non mettere tutte proteine, tutte carboidrati, come possiamo distribuirlo? Allora facciamo una giornata tipo di una di queste mattine. Esattamente. Ci svegliamo e prendiamo un bel bicchiere di acqua con un po' di limone a digiuno e poi possiamo bere tranquillamente ad esempio un tè verde, una tisana con dei cereali integrali o delle fette biscottate integrali, prediligere gli alimenti integrali che hanno un indice glicemico più basso. Poi magari a metà mattinata possiamo fare uno spuntino con della frutta secca ad esempio o della frutta di stagione. Al pranzo possiamo prendere magari della pasta integrale con un bel piatto di verdure e magari una fonte di proteine che potrebbe essere anche del pesce, della carne. Poi nel pomeriggio possiamo ripetere alternando lo spuntino della mattina, quindi della frutta secca o del parmigiano, della frutta secca anche come mix, non soltanto come singola tipologia, e poi la cena magari un bel piatto di verdure crude o cotte con una fonte di proteine, del pesce, della carne, o possiamo prendere dei legumi, dei formaggi magri, evitando magari dei formaggi un po' più grassi. Quindi abbiamo visto che durante la giornata abbiamo mangiato un po' di tutto. Un po' di tutto, abbiamo mangiato il dolce, abbiamo mangiato il salato, cioè abbiamo messo le proteine, abbiamo messo i carboidrati. Tutto questo in una dieta equilibrata ci porta poi a poter smaltire quelle che sono le calorie, ma anche i grassi o anche gli zuccheri, perché molto spesso magari dici ma questo prodotto non contiene grassi. In realtà se mangiamo molti zuccheri... Esatto. Noi diciamo sempre che bisogna attenzionare la tabella nutrizionale. Io ai miei pazienti dico sempre di imparare a leggere al supermercato già per scegliere gli alimenti di qualità migliore. Sicuramente dei pasti, degli alimenti ricchi di carboidrati non sono proprio indicati per una dieta che abbia l'obiettivo di perdere del peso. Poi il consiglio è sempre quello di identificare il nostro obiettivo, se vogliamo un mantenimento, se vogliamo invece perdere peso, se vogliamo semplicemente eliminare un po' di ritenzione idrica, e in base all'obiettivo scegliere la dieta adeguata. Questo è il motivo per cui ribadisco sempre ai miei pazienti: evitiamo il fai da te, perché a volte il rischio è quello di ridurre l'apporto di vitamine, di sali minerali, quindi creare degli squilibri che poi comunque a lungo andare possono creare delle vere e proprie problematiche di salute. Diciamo che la dieta mediterranea, cioè il nostro modo di stare a tavola, di mangiare, rispetto a tutto il mondo, è quella più equilibrata? È quella più equilibrata, sì, assolutamente sì. Seguendo allora la dieta della nonna, delle nostre nonne, potremo certamente stare, senza esagerare, potremmo stare in forma e potremmo magari smaltire quelli che sono stati i chili di troppo che abbiamo incamerato durante queste feste. Grazie allora alla dottoressa Laura Cimino, nutrizionista con noi a Buongiorno Sicilia. Adesso ci fermiamo, fra poco parleremo d'altro, perché questa mattina cerchiamo di capire anche qual è il comportamento, il decalogo per una vita sana nel 2025, non soltanto da un punto di vista alimentare. Tutto questo fra pochissimo, restate con noi. Bentornati di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora continuiamo e proseguiamo quella che è la nostra chiacchierata di questa mattina a proposito del nuovo anno, cioè del 2025. Prima abbiamo parlato come disintossicarsi e comunque perdere i chili di troppo che sono stati incamerati durante le feste. Adesso cerchiamo di capire
come potremmo affrontare il 2025 seguendo delle regole per vivere bene, non soltanto con noi stessi ma anche con l'ambiente che ci circonda. E do il buongiorno per questo al professore Antonio Mistretta. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Docente di igiene all'Università di Catania e anche direttore del servizio comunicazione scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, come ogni anno, all'inizio di ogni anno ci si ritrova con dei buoni propositi, quantomeno ognuno di noi stila un elenco di cose da fare per non ripetere gli errori che sono stati fatti l'anno precedente, per migliorarsi non solo da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista del benessere personale. C'è un elenco di 10 regole da seguire, adesso cerchiamo di arrivarci per tempo, però le insidie maggiori, le maggiori preoccupazioni arrivano non solo dal digitale, attenzione, perché il digitale è una grande insidia per la nostra vita quotidiana, soprattutto per i giovanissimi in particolare, arrivano anche da diverse condizioni, anche che ne so, uno ha il vizio del bere, alza un po' troppo il gomito e quindi l'alcol è un altro fattore pericoloso da evitare. Professore, cominciamo con ordine. Secondo lei, per quella che è la sua esperienza, ed è tantissima, l'insidia maggiore è veramente rappresentata dagli smartphone per i giovani oppure l'alcol per chi purtroppo ha questa tendenza? Buongiorno a tutti innanzitutto di nuovo. In realtà l'insidia maggiore è rappresentata dalle dipendenze in generale, quindi quella da smartphone è una vera e propria dipendenza a cui di cui soffre oltre il 5% della popolazione mondiale di dipendenze comportamentali. L'uso problematico dello smartphone è stato calcolato che colpisce circa il 25% degli adolescenti e soprattutto sono gli effetti negativi di questo utilizzo smodato, quindi effetti negativi sul sonno, sulla concentrazione, sulle relazioni. E quindi il primo dei consigli di questo decalogo stilato dagli esperti dei vari settori dell'Istituto Superiore di Sanità è proprio quello di cercare di stabilire proprio gradualmente una disintossicazione digitale, per così dire. Si suggerisce di stabilire una zona smartphone free a casa, per esempio la camera da letto, dove dovrebbe essere assolutamente, prima di andare a letto soprattutto, evitato, o il tavolo da pranzo, quindi di iniziare con piccoli passi, per esempio stabilendo una pausa digitale di 30 minuti al giorno. Ovviamente l'obiettivo non è quello di eliminare lo smartphone, assolutamente no. L'obiettivo di questo primo punto è quello di imparare a gestirlo con consapevolezza, e questo è una dipendenza che ha fatto molto clamore, il fatto che al primo posto di questo decalogo fosse messo questo punto, ma guardate, noi abbiamo un centro nazionale dipendenze e doping molto importante all'Istituto Superiore di Sanità, e da questo dipendono appunto anche le nuove dipendenze, fra cui questa da internet. Professore, tra le altre dipendenze, lei diceva che sono tutte pericolose, ci sono quelli da alcol, quelli da fumo, per segnalarne altre due molto significative. L'alcol è dannoso alla salute, ci fa prendere chili, il fumo fa male alla salute, quindi insomma anche quelle sono delle dipendenze da tenere, non dico sotto controllo, ma da allontanare completamente. Sì, certo, ovviamente hanno un'influenza molto più diretta sulla salute. L'alcol è una sostanza che in abuso diventa un fattore di rischio di sviluppo di moltissime malattie differenti, e inoltre è una molecola estremamente calorica, e quindi per puntare su aspetti non drammatici della salute, anche banalmente ricollegarci al discorso della collega che parlava prima, sicuramente anche i chili in meno se si rinuncia all'alcol in eccesso, ma
diciamo, il secondo bicchiere di alcol al giorno può nell'accumulo dare problemi. E una cosa che mi preme di sottolineare è che per i giovani ritardare oltre i 24 anni di consumo di qualsiasi tipo di alcolico consentirebbe di sviluppare o maturare il cervello in tutte le funzioni, garantendo quindi una capacità cognitiva non pregiudicata dal bere. Ci sono dei periodi proprio tra i 12 e i 21 anni in cui l'organismo non ce la fa a metabolizzare l'alcol per espellerlo. Purtroppo noi sappiamo che sempre più spesso fra i giovanissimi l'abitudine di bere superalcolici, anche se proibita per legge, viene disattesa, e questo è un punto molto importante su cui sottolineare, su cui c'è bisogno proprio di una grande consapevolezza. Ovviamente non mi soffermo molto sul fumo perché il fumo è uno dei fattori di rischio più certi in assoluto per una serie infinita di patologie, però ha dei benefici per la salute che sono anche a breve termine, a medio termine e ovviamente a lungo termine. E i primi effetti cominciano già dopo 20 minuti dall'ultima sigaretta, quando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna diminuiscono e quindi migliora la circolazione, e dopo sole 8 ore il corpo comincia a rigenerarsi liberandosi dal monossido di carbonio, quindi ripristinando i livelli di ossigeno nel sangue. Ovviamente i vantaggi sono molto più evidenti nel lungo periodo, perché si ha proprio un abbattimento del rischio di malattie cardiovascolari o di tumori vari. E smettere di fumare non è impossibile, ci si può provare da soli, però ci si può anche rivolgere a centri speciali, ci sono anche da noi a Catania, ma in ogni modo c'è un telefono verde dell'Istituto Superiore di Sanità contro il fumo, è un servizio nazionale anonimo e gratuito che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, e il numero io lo dico perché magari potrebbe risultare interessante per alcuni degli ascoltatori che vogliono provarci, vogliono avere delle informazioni. Il numero è 800 55 40 88. Professore, le volevo chiedere, mi incuriosisce moltissimo un'altra tra le regole, tra le tante regole, c'è quella delle 3 R, che è importante anche con il nostro rapporto con l'ambiente. Esatto, le 3 R sono riduci, riusa, ricicla. E questa è una regola che dovremmo tutti imparare ad applicare per ridurre l'impatto dei rifiuti sulla salute dell'ambiente. Quindi la prima azione è quella di diminuire la quantità di rifiuti che produciamo e mettere in atto abitudini di consumo responsabile, quindi contribuisce a ridurre non solo l'inquinamento dovuto ai rifiuti, ma anche in una prospettiva di economia circolare, il consumo di risorse e di energie. Di quello che rimane dei nostri rifiuti è importante un corretto smaltimento, che permetta quindi l'applicazione di strumenti per il recupero e il riciclaggio delle singole materie. Queste sono cose in alcune aree del paese abbastanza attuate, da noi si stanno cominciando ad attuare, ci sono realtà un po' a macchia di leopardo. È un problema molto molto importante, anche dipende da questo anche, insomma, la visione dell'uomo dentro l'ambiente, perché l'uomo comunque non può essere considerato solo come essere umano, ma nella totalità. Ormai non si fa altro che parlare di One Health, cioè la salute interconnessa fra uomini, animali e ambiente. Questo è importantissimo. Professore, ci sono altre regole in questo decalogo. Stamattina ne stiamo approfondendo alcuni, però ce n'è qualcuno che va attenzionato, perché bisogna proteggere la salute prevenendo le malattie infettive, e poi le informazioni che riguardano la salute bisogna affidarsi a fonti affidabili, cioè dagli esperti, e non seguire le fake news. Questi sono anche altri elementi di questo decalogo fondamentali, delle regole importanti.
Sì, infatti il decimo punto è quello di fermare, cercare di contrastare l'eccesso di informazioni che possono anche essere false oppure distorte, quindi parzialmente vere e parzialmente false. Di contrastare quindi quella che noi abbiamo imparato a conoscere come col termine di infodemia, perché la confusione può generare comportamenti potenzialmente dannosi e naturalmente sono delle cose che noi seguiamo molto, sia l'ufficio stampa, ma noi della comunicazione scientifica, del servizio comunicazione scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità anche, non soltanto noi, insomma è tutto l'apparato che cerca di monitorare un po'. C'è un ultimo rapporto Censis che dice che il 76% circa degli italiani ritiene che le fake news siano sempre più sofisticate e difficili da scoprire, e il 20% crede di non avere le competenze necessarie per riconoscerle, o una parte un po' più alta, il 61% circa, pensa di averle per riconoscere solo in parte. La cosa più importante, secondo me, il consiglio che posso dirvi è di affidarvi sempre a fonti autorevoli che riportano le ultime evidenze scientifiche. Il dottor Google spesso è fuorviante, può dare delle informazioni magari che affermano delle cose non vere o appunto parzialmente distorte. Quindi diciamo che rivolgersi a siti di divulgazione scientifica ma istituzionali o comunque gestiti da situazioni al di sopra di ogni possibile sospetto dovrebbe aiutare il cittadino a orientarsi in questa giungla sempre maggiore di informazioni e disinformazioni. Professore, grazie intanto per essere stato con noi questa mattina. Abbiamo cercato di dare un quadro quasi completo di questo decalogo, magari lo approfondiremo più avanti perché l'anno è lungo e ci saranno occasioni magari per fare il punto, per ritrovarci, per vedere se qualche cosa è cambiato, se effettivamente noi tutti abbiamo preso coscienza del fatto che 1 bisogna informarsi, 2 bisogna rispettare l'ambiente, 3 bisogna rispettare la persona, proprio se stessi e tante altre cose. Se siamo riusciti soprattutto a disintossicarci, fra virgolette, dai device elettronici, no? Esatto. Anche il discorso del benessere psicologico, che non è una vergogna chiedere aiuto in situazioni di difficoltà, il decalogo dice tutte queste cose. Grazie mille e grazie buona a lei. giornata a tutti. Grazie al professore Antonio Mistretta, che è docente di igiene all'Università di Catania, ma anche direttore del servizio comunicazione scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, buon anno anche a lei, professore. Una breve pausa, fra poco parliamo di influenza, perché il picco sta per arrivare. Vediamo come poterci difendere e lo faremo con un esperto. Fra pochissimo, restate con noi. Bentornati e bentrovati, come anticipato parliamo di influenza, lo facciamo con un esperto. Con noi c'è il dottore Pino Liberti, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Catania e infettivologo, perché l'influenza è una malattia infettiva, allora dobbiamo parlare con un esperto. Che cosa succede quest'anno in Italia con l'influenza? Quali sono i dati che abbiamo a disposizione? Perché pare che nell'ultima settimana ci sia stato un rallentamento, forse probabilmente il fatto che le scuole siano state chiuse ha impedito il diffondersi del circolare in maniera così massiccia del virus? È ovvio che sia così, ma la riapertura delle scuole e la triade delle festività, baci, abbracci, viaggi, questo porterà a quello che tutti ci aspettiamo, cioè un picco nelle prossime settimane. Oggi sono stimati circa 5 milioni di italiani che hanno contratto un virus influenzale, ce ne aspettiamo per la fine della stagione circa 14 milioni. Quello che colpisce, che mi piace sottolineare, è che noi ci aspettavamo il virus della cosiddetta influenza australiana, l'H2N3, e invece ci siamo accorti che circola ancora, e io direi anche per fortuna, l'H1N1, che è un vecchio virus per il quale la nostra memoria immunitaria
almeno di quelli più avanti negli anni. Certo, ovviamente, per i bambini, per i ragazzini no, ma per chi ha una certa età, per gli adulti, insomma, con questo virus ha avuto a che fare negli anni precedenti e quindi c'è una memoria immunologica che in qualche modo ci protegge. E poi altri virus che circolano in questo momento sono il virus respiratorio sinciziale e c'è ancora il Covid. Sembra incredibile che lo dica io, che ho avuto il privilegio di gestire il Covid nell'area metropolitana di Catania, ma nell'ultima settimana 1400 ospedalizzazioni per Covid in Italia, 42 ricoveri in terapia intensiva, 31 morti. Certo, non sono i numeri di inizio pandemia, ma sono numeri che ci inducono a riflettere e a stare attenti. Insomma, non c'è solo l'influenza in giro, ci sono altri virus che circolano e sono accanto a noi. L'influenza di quest'anno, prima veniva messa in evidenza, non è quella che ci aspettavamo, l'australiana, che sarebbe stata un po' più forte nell'impatto. Però se a fine epidemia ci aspettiamo 14 milioni di italiani che hanno contratto un virus, fosse arrivata l'australiana sarebbe stata la stessa cosa? Forse ci sarebbe stato qualche morto in più. Stimiamo alla fine della epidemia influenzale 1000-1500 morti direttamente correlati all'influenza, 8-10.000 considerati gli anziani che come concausa dell'influenza muoiono. Se ci fosse stata solo l'australiana probabilmente questi numeri sarebbero stati diversi. Consideriamo anche che questi numeri queste cifre sono un po' sottostimate, perché durante le feste le notifiche da parte dei medici diminuiscono e spesso anche nei periodi normali non vengono notificate le malattie influenzali come influenza. Quindi i dati sicuramente sono un pochino sottostimati, ma noi ci atteniamo ai dati ufficiali che sono quelli che ho detto. Quali sono i sintomi più ricorrenti di questa influenza che in questi giorni sta circolando, in realtà dal mese di ottobre, è già arrivata a ottobre? Certo, intanto dobbiamo considerare il dato del vaccino, e cioè che un vaccino per funzionare impiega circa 15 giorni. Quindi qualcuno dice: ma mi sono vaccinato e mi è venuto lo stesso. Sì, ti viene perché non c'è stato il tempo, non hai dato il tempo al tuo sistema immunitario di attrezzarsi. I sintomi sono quelli che tutti conosciamo: la febbre, la cefalea, il senso di spossatezza, qualche volta si accompagna anche una rinite, ma sono tutti sintomi con i quali siamo abituati a convivere e per i quali bastano i rimedi della nonna. Poi ci sono invece sintomi più seri che non sempre si accompagnano alla malattia, sono per fortuna molto rari, ma esistono. La febbre oltre 39 che dura più di 3-4 giorni, un senso di stordimento, il vomito persistente. Ecco, questi invece sono sintomi con i quali dobbiamo fare i conti e dei quali dobbiamo preoccuparci. In questi casi io consiglio di rivolgersi al proprio medico o addirittura, se non rintracciabile, di andare in pronto soccorso, ma solo in questi casi. Intasare il pronto soccorso per una febbre a 37,5 a 38, insomma, mi sembra eccessivo e controproducente sia per il paziente che va al pronto soccorso che per chi ha patologie più gravi che vanno curate e che rischiano di fare perdere tempo ai colleghi che lavorano nei pronto soccorso. Per quella che è l'esperienza nella nostra regione, il picco influenzale quando dovrebbe registrarsi? Io direi tra la prossima e la settimana successiva. Quindi diciamo entro il mese di gennaio si raggiungerà sicuramente il picco. Proprio favorito da quella triade della quale parlavo all'inizio: baci, abbracci durante le feste e viaggi. Allora, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito. Dottore Pino Liberti, che abbiamo avuto la possibilità, e l'abbiamo sentito tante volte nel corso, lo ricordava prima, l'epidemia Covid. Abbiamo ricordato che il Covid esiste ancora, è presente, circola, va attenzionato, non va sottovalutato e va tenuto sempre sotto controllo. Chiaramente assieme all'influenza crea
un po' di problemi in più chiaramente alle strutture sanitarie. Su questo non c'è dubbio, le strutture sanitarie che già di per sé sono sovraccariche di lavoro e anche di burocrazia. Stiamo assistendo, ahimè, alla fuga dei medici e anche degli infermieri, del personale sanitario in genere dal pubblico, dagli ospedali, per una serie di motivi che ovviamente dei quali non parleremo oggi perché ci vorrebbero 3 puntate, e questo però comporta anche un sovraccarico su chi rimane ed è costretto a fronteggiare anche questa emergenza. Grazie ancora. Grazie a voi. Una buona giornata, intanto buon lavoro. Ci fermiamo, sono le pillole di Almanacco e poi torniamo, cambiamo tema, cambiamo argomento, saremo più leggeri, guarderemo le stelle con Marco Amato. Oggi 8 gennaio ricordiamo una bizzarra ricorrenza sotto il nome di Ascanio Day. Non si tratta di una festività ufficiale, bensì di una tradizione virale ed ironica nel mondo del web, nata a partire da un video pubblicato nel 2008 su YouTube. Nel video in questione, un utente decise di italianizzare, per assonanza, un testo di un brano iraniano. Con il passare del tempo la canzone è arrivata a milioni di visualizzazioni e questo evento è diventato particolarmente popolare con l'hashtag Ascanio Day, che circola sui social media ogni anno, soprattutto in Italia. Ma come funziona la risonanza magnetica? Si tratta di una tecnica in cui si usano delle onde ed un potente campo magnetico per creare immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. In questo caso non ci sono raggi X in gioco e nessun rischio finora ha riscontrato correlazione diretta con questa tecnica. Ma sapete quanto è forte il magnete utilizzato? Fino a 40.000 volte più intenso di quello terrestre, quindi è assolutamente vietato portare in sala oggetti metallici perché verrebbero violentemente attratti dal magnete. E adesso ritrovo con piacere Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo, ben ritrovato e auguri anche a te, buon anno. Grazie, tazzina in tono quasi con la statuetta di cui adesso andiamo a parlare? Esattamente, l'ho scelta proprio per questo motivo, proprio perché Gold come gli Oscar, anche se la tazzina in questione è uno dei tanti regali che mi hanno fatto a Natale, perché da qualche anno, da quando lavoro per Antenne Sicilia, si buttano sempre sulle tazzine per un regalo di Natale all'astrologo, chissà mai perché, ma la particolarità è che l'oro specchia in realtà il motivo del piattino, che è diverso per tutto il servizio e che cambia, quindi in realtà questo è l'unico servizio di tazzine che ho in cui il piattino è più importante della tazza. Chi te ne va a dirlo? Allora, stamattina parliamo di Oscar. Parliamo di Oscar perché è un orgoglio, in quanto la nostra Paola Cortellesi, che ha stupito tutti e ne abbiamo parlato più volte anche in trasmissione del suo splendido E c'è ancora domani, ebbene è candidata agli Oscar. Dunque la domanda che tutti si fanno, dopo che questo successo strepitoso ha sbaragliato sia la Barbie che è Oppenheimer di Nolan, quindi ottenendo un successo al botteghino senza precedenti, Paola è stata bravissima, insignita di tanti e tanti riconoscimenti meritatissimi. Ma la domanda è, alla notte degli Oscar ci sarà qualcuno che come tanti anni fa griderà Roberto, oppure quest'anno sarà Paola? Beh, la risposta degli astri è assolutamente sì, proprio perché Paola Cortellesi è del Sagittario, il segno capace di viaggiare ovunque. Il Sagittario è un segno fantastico, segno della generosità e del dono, ma non solo, è un segno di fuoco che rappresenta anche la regalità dal pianeta Giove, il re
dell'Olimpo. Ebbene, i meccanismi che hanno portato Paola in questi anni a trionfare con questo suo grande successo sono assolutamente ancora più favorevoli in questo 2025. Ricordo che la notte degli Oscar sarà il 3 marzo, quindi cade sotto il segno dei Pesci, altro segno gioviano che, per quanto inquadratura sia al Sagittario, porta con sé l'insigne del grande pianeta della fortuna, del successo, dell'abbondanza e dell'espansione, che è proprio Giove. Quindi l'astrologo dice che sarà un altro Oscar. Ebbene, oggi è una giornata un po' speciale, perché proprio mentre parliamo di tutto ciò, Mercurio, il pianeta della comunicazione, esce dal Sagittario e si trasferisce in un razionale e solido Capricorno. Cosa accade nello zodiaco? Per Ariete si perde un po' una certa capacità comunicativa, anche perché Mercurio entra in quadratura, quindi Ariete, attenzione a non manifestare troppo tutto quello che pensate, soprattutto al lavoro, a volte siete un pochino spartani ed esplosivi. Toro, ottimo per voi, un Mercurio di trigono, comincia appunto quell'anno che ho predetto più volte per il Toro, essere molto più leggeri di liberazione, quindi adesso torna anche la dialettica, giornata importante per chiarire qualcosa. Gemelli, il vostro pianeta finalmente non è più in opposizione, quindi gioite di questo. Quando si ha il proprio pianeta in opposizione o contro è veramente un pochino più complicato per il segno zodiacale. Mercurio quindi torna brillante e lucido. Forza Gemelli. Cancro, per voi inizia l'opposizione, quindi attenzione col partner, c'è qualcosa da chiarire. Leone, perdete il trigono, ma Mercurio vi lascia un po' in pace, quindi meno cervellotici, un pochino più rilassati. Vergine, stupenda notizia per voi, perché Mercurio torna in trigono. Mercurio è anche uno dei vostri pianeti, quindi è assolutamente congeniale e confacente. Oggi chiarirete tante cose al lavoro che forse non vi sono andate giù. Bilancia, inizia una quadratura, quindi proprio non sopportate che vi si debba dire quello che dovete fare, anzi avete qualcosa in serbo da consegnare a qualcuno. Scorpione, alleato preziosissimo Mercurio in questa posizione, quindi ottimo per voi. Sagittario, lo perdete ma non è un dramma, voi Sagittario non amate molto la presenza di Mercurio, troppo cervellotica per il segno dell'istinto. Capricorno, ottimo, finalmente godete non solo della strategia ma anche della dialettica diplomatica necessaria per fare tutto quello che volete. Acquario, vi sussurra lo zodiaco una serie di pensieri e fantasie questo Mercurio, per voi è fonte di ispirazione, siete gli originali dello zodiaco, va benissimo così. Pesci, ottimo alleato, Mercurio torna simpatico e sorridente, pieno di dialettica, quindi oggi impiegatelo benissimo nel lavoro, sarete vincenti perché i pesci hanno proprio un bell'anno. E detto questo, caro Angelo, auguro a te, a tutto lo staff e a tutta la Sicilia buongiorno. Grazie Marco, ci ritroviamo domani mattina, buon caffè, e adesso noi come sempre ci salutiamo in musica perché omaggiamo uno dei più grandi artisti del XX secolo, stiamo parlando di David Bowie.